Tutto come secondo i piani per la Banca Valsabbina Millennium Brescia, che sbanca il Palavignola contro un Golden Tulip volato 2.0 Caserta, che dopo la rivoluzione del 2019 si ritrova con una squadra con sole 7 titolari e con una Garzaro non al meglio, tant'è vero che poi nel terzo parziale è costretta a lasciare il campo per l'esordio della 2002 Valeria Chianese, che dopo l'esperienza in Serie C si ritrova subito catapultata in Serie A1. 3 punti importanti per la formazione lombarda, che quindi si stacca dalla zona caldissima della classifica e lascia alle proprie spalle proprio la formazione rosanero di patron Nicola Turco, che sta lavorando per portare a Caserta una turca, una canadese ed una statunitense, per far sì che almeno la squadra possa lottare fino alla fine per la conquista della salvezza. Eppure il primo set è stato equilibrato, con Brescia che è riuscita soltanto alla fine a conquistare il parziale dopo essere stata addirittura anche in svantaggio sul 15-13. Primo set chiuso 22-25. Senza storia invece il secondo parziale, con l'attacco out di Simon che ha regalato il 25-8 alla formazione di coach Enrico Mazzola. Coach Guido Malcangi per Caserta invece ha provato a cambiare qualcosa nel terzo parziale, però poi è stato costretto a schierare anche la giovanissima Chianese per l'infortunio di Ilaria Garzaro. Terzo parziale equilibrato, che però ha premiato Brescia, che ha portato a casa i 3 punti con la conquista del parziale e del match per 25-19 con il primo tempo di Speech. Partita equilibrata per 2 set, da dimenticare per Caserta nel secondo parziale. In questo momento, dopo questa partita, parte la Volalto 3.0, si può dire, visto che da questo momento in poi parte un nuovo campionato, così come parte un nuovo campionato anche per Brescia, che adesso ha però un vantaggio importante da portare fino al termine della stagione, per far sì che la Banca Valsabbina Millennium Brescia possa restare e quindi ancora confermarsi nella massima serie della pallavolo italiano.